Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Empire Total War. Allora, vediamo di continuare il nostro assedio a Venezia. Abbiamo appena adesso conquistato la città. Direi di portare adesso la nostra flotta direttamente nel porto nemico e bloccarli appunto dentro. Benissimo. E passiamo il turno. Allora ragazzi, sono contento di essere riuscito a conquistare questa città. Adesso vedremo un po' di regolare un po' i conti con la popolazione locale, che sicuramente sarà infastidita del nostro attacco, ma in un paio di anni riusciremo a tranquillizzare la situazione, a renderla quindi stabile e tranquilla, e potremo dedicarci quindi ad altre conquiste. Allora, ho visto che la serie di Empire sta interessando ragazzi, però solo un piccolo gruppo, diciamo, di tutto il canale. Molti altri vogliono magari qualche altro tipo di gioco, sono appassionati a giochi gestionali tipo SimCity, altri sono appassionati interamente all'ambito della Formula 1. Ecco, non saprei, siccome adesso stanno, diciamo, sicuramente ogni anno in estate vengono organizzati i saldi Steam, avevo intenzione di prendere qualche gioco interessante. Quindi, non so, fatemi sapere voi un gioco che potrebbe essere adatto per effettuare una serie, una piccola campagna. Io volevo giocare a Hitman Silent Assassin. Hitman 2 è uscito nel 2002 se non sbaglio, però non so a quanti di voi piace, perché è un gioco abbastanza vecchiotto, quindi fatemi sapere. No, perché ho visto che Empire piace, però piace solo, diciamo, una piccola parte di tutto il gruppo di iscritti del canale, diciamo a 1000 persone circa. E tanti altri nei commenti mi scrivono sempre: fai SimCity, fai qualche altra cosa, fare solo Empire non è bene, cerca qualcosa di diverso. Ma io non ho idea, perché non lo so, i giochi che potrebbero interessarvi. Diciamo, un tempo vi erano giochi un pochino diversi, come all'epoca di Far Cry, Hitman, che diciamo erano più ad ampio raggio, mentre adesso volevo un po' qualche consiglio da parte vostra, visto che adesso ci saranno i saldi Steam, probabilmente nei mesi estivi, quindi non so di preciso quando saranno, però volevo un po' capire su quale genere gettarmi, visto che, diciamo, Empire piace, però solo a una piccola parte. Allora, vediamo un po'. Abbiamo guadagnato un nuovo aiutante per adesso, nuove, come dire, notizie dai Caraibi che ci fanno sapere qualche come dire, informazione in più sui pirati. Per quanto riguarda Venezia, come potete vedere, abbiamo qualche problema con la popolazione locale, ma non solo, anche con i nobili. C'è una collera diretta, ci sarà sicuramente una rivolta. Allora, vediamo ragazzi di organizzarci meglio. Innanzitutto qui abbiamo un esercito primario che è stato, diciamo, falciato nelle ultime settimane, quindi vediamo un po' di ripristinare tutto. Perfetto, vediamo di ripristinarlo e prepararci nuovamente a un assedio o magari a un'altra battaglia di campo. Questa non è Genova, questi sono i Savoia. Ah, benissimo, hanno la bandiera molto simile. Vediamo un pochettino con i Savoia cosa possiamo fare. Dove sono i Savoia? Sono amichevoli, però non a tal punto da intraprendere una trattativa molto particolare per stringere un'alleanza. Potremmo richiedere con la Russia, anzi potremmo richiedere alla Russia un raccordo commerciale. Ovviamente loro sono molto precisi e non ce lo vogliono offrire. Con la Svezia, vediamo un po'. Richiedi accordo commerciale, il mio nobile, benissimo. Abbiamo intrapreso un altro accordo commerciale. Ragazzi, c'è stata la partita l'altro giorno con la Svezia e abbiamo intrapreso un bel accordo commerciale. Finalmente le nostre navi arriveranno anche verso il nord Europa. Allora, vediamo un po' cosa fare. Nell'ambito di ricerca e tecnologia abbiamo guadagnato anche Verona, ma Verona è piena di agenti nemici. Innanzitutto a Bologna stiamo finendo l'ospedale militare, all'Aquila stiamo finendo ovviamente... Ah no, ecco, perfetto. All'Aquila, dov'era? Stiamo concludendo la ricchezza delle nazioni, la quale ci permetterà di guadagnare davvero parecchi soldini a livello di entrate annuali o stagionali. Innanzitutto qui abbiamo un ottimo esercito che si sta riprendendo. Gli austriaci sono in guerra con noi, se non sbaglio. Vediamo un po'. Sì, sono in guerra, anche se ci stimano parecchio. Vediamo se un accordo di pace con una richiesta di accordo commerciale può fargli cambiare idea. Ah, addirittura la pace e volete anche l'Italia centrale? No, rifiutiamo l'offerta. Mi dispiace. Ma siete pazzi. Venezia è ostile. Siamo in guerra anche con la Francia da parecchio tempo, ma non ci stanno dando fastidio. L'impero ottomano invece credo che ha qualche tecnologia anzi interessante. Vi do la divisione del lavoro per l'irrigazione avanzata. Che ne dite? Vediamo un po'. Niente, purtroppo loro vogliono sempre 2 per 1, ma io non accetto.
vediamo un po', portiamo le truppe a Roma per rendere la situazione più tranquilla. Benissimo. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere, perché ho visto che Empire piace, però diciamo solo un piccolo gruppetto di iscritti, tanti altri diciamo vogliono vedere qualcosa di nuovo, però io non so praticamente cosa fare, anche perché giocare un altro gestionale tipo City Skyline non è che mi andrebbe tanto, perché ho finito da poco diciamo 3 serie su SimCity e non è che ho tanta voglia. Io vorrei giocare più a qualcosa di diverso, però vorrei anche vedere le vostre opinioni. Vediamo con questi saldi, quindi quello che uscirà. Vediamo un po'. Sì, perché alla fine gli iscritti che io ho ovviamente presenti sul canale sono iscritti molto vari. Ci sono iscritti di tanti anni fa che magari anche sono inattivi, ma ai quali piacevano giochi molto particolari tipo Tropico, oppure altri che vengono da Hitman, altri che vengono da Far Cry. Sono giochi davvero completamente diversi. Diffuso fra i Ecco, ci sono appunto delle rivolte, quindi ragazzi fatemi sapere un po' anche voi, perché appunto gli iscritti sul mio canale sono molto, diciamo, vari, e non è che il mio canale si basa esclusivamente sui giochi strategici. Ho trattato in questi anni anche corse, ho trattato davvero tanti giochi, quindi siamo un po' questi iscritti interessati a tante cose diverse. Quindi vediamo adesso se avete qualche idea con i nuovi saldi. Innanzitutto abbiamo guadagnato tantissimi soldi utili per ripristinare un po' i nostri eserciti. Vediamo un po' se possiamo far riprendere queste unità al meglio, creare un generale e dare una mano. Qui, come potete vedere, possiamo creare un nuovo generale, reclutare, anzi aiutare questi uomini a riprendere le armi e prepararci una nuova battaglia. Qui abbiamo questa flotta che viene bloccata qua. Vediamo qua cosa succede. In Italia meridionale c'è sempre il problema della richiesta di riforme, che non possiamo abbandonare. Qua è un esercito esclusivamente di briganti, darebbe aiuto ma fino a un certo punto. A Palermo c'è stato qualche problema, perché qui ci sono questi problemini. Vediamo un po'. Tanto a Verona non si può fare nulla. Le rivolte ovviamente sono state. Ecco, io non voglio sacrificare i miei agenti, effettuare duelli e perderli, perché sono molto preziosi. Quindi vediamo un po'. Ecco, tra un po' finiremo l'ospedale militare e continueremo. Allora, vediamo se possiamo reclutare qui nel sud qualche nuova unità navale. Purtroppo no. Salviamo la partita e andiamo avanti. Inverno, vai. Ci sarà sicuramente una ribellione adesso. E niente, vediamo un po' adesso come andranno le cose. Intanto l'Inghilterra credo che abbia dichiarato guerra alla Francia per l'ennesima volta e ha conquistato il porto di Calais, se non sbaglio. Comunque, vediamo adesso un po'. L'Austria ci ha dato un po' fastidio, ma penso si sia alleata con Venezia solo a livello diplomatico, perché non ci sta dando fastidio. Ci avrebbe già invaso se avesse... Eccoci ragazzi, prossimo turno. Come potete vedere si sono formati dei ribelli, principalmente batteristi dell'esercito, con qualche unità che ci vuol dare fastidio. Abbiamo a Ravenna un ottimo porto da poter potenziare. Innanzitutto abbiamo terminato l'ospedale militare in maniera avanzata, quindi ovviamente abbiamo finito, ecco qua, l'ospedale militare. E adesso con le ambulanze da campo, sempre ricercate a Bologna, avremo l'opportunità di un reintegro superiore durante le battaglie. Allora, abbiamo ancora parecchi soldini da poter investire. Vediamo un po' cosa fare. Ecco qua gli obbici sono di nuovo pronti. Qua si stanno sistemando nuovamente delle unità. Vediamo di reclutare qualcosa. Allora, la fanteria di linea la possiamo reclutare immediatamente. Perfetto. I picchieri credo che ce li abbiamo. Sì, perfetto. Nuova fanteria di linea. Veterani di guerra non mi interessano, perché li abbiamo provati e sono pessimi, quindi meglio la fanteria di linea. Batteristi dell'esercito non mi interessano. Qua abbiamo un'unità di cavalleria che sì, è al massimo. La guardia del corpo del generale, senza generale però, che è un'unità di cavalleria. Gli obbici già ce li abbiamo. Metterei un'altra unità di cavalleria leggera e magari un'altra unità da questa parte. E ora abbiamo dei soldini da poter investire in qualche nuova nave. Nave ammiraglia di quinto rango, sono piccole navi, queste non ci interessano, dobbiamo attendere un po'. Qua sopra cosa possiamo reclutare? Dei brigantini, dei sesti... può essere, dai, qualche sesto rango qua lo possiamo reclutare per dare una mano alla nostra flotta. Comunque, con questi soldi, vediamo adesso di stare attenti, perché potrebbero
darci molto fastidio. Qua le truppe stanno recuperando, ma con una certa ovviamente col tempo che ci vuole. Vediamo un po'. Questa è la caserma. La caserma la ripariamo, in un turno la dovremmo finire. E anche la fabbrica dei cannoni, per cercare di controbattere questi avversari. Allora, passiamo il turno e andiamo avanti. Benissimo. Vediamo un po' cosa succede. Molti mi hanno detto, ragazzi, fai Total War Warhammer. Io sì, avrei intenzione di acquistarlo. Sì che ancora costa parecchio, però non lo so, diciamo, volevo provare anche qualcosa di nuovo. Intanto, attenzione, che succede? Che cosa succede? Attenzione, opportunità di intercettazione. Le forze nemiche austriache con tutte le... Ma aspettate, ma sono unità semidistrutte. No, rifiuto l'attacco. Entrate in porto e non rompete... Vedete, gli austriaci si rompono le scatole. Vediamo adesso che cosa possiamo fare. Hanno una flotta... Hanno delle flotte mostruose. Vediamo se possiamo adesso stringere un ottimo accordo di pace per cercare di calmare un po' le acque, perché avere... Sì, non danno tanto fastidio, però avere, non lo so, 40 navi fuori dal nostro porto potrebbero dare fastidio. Quindi vediamo adesso di fare pace con gli austriaci, anche perché hanno un'ottima stima. Non ho capito perché si sono da parte di Venezia. Vediamo un po'. Qua siamo in India, Persia, Hannover. Vediamo adesso di entrare nuovamente nelle nostre... Ecco, i barbari ancora. E ecco qua, gli avversari, come potete vedere, tentano un assalto alle nostre unità. E come potete vedere, cercano quindi di darci un pochino di fastidio. Vediamo un po'. Ecco, combattiamo la nostra battaglia automaticamente. Abbiamo scacciato i ribelli. Ricchezza delle nazioni. Vediamo un po'. Abbiamo ottenuto quello che volevamo. Relazioni diplomatiche. Vediamo di stringere un ottimo accordo di pace con l'Austria. Tecnologia gli offriamo, per esempio, la fisiocrazia. È un vero peccato ancora. Proprio ce l'hanno con noi. Offri omaggio a Stato, tributi, accordo di pace. Niente, ancora continuano a darci fastidio. Allora, ho rischiato un po' a combattere quella battaglia automatica, ragazzi. Però non volevo combattere nuovamente nello stesso campo di battaglia. E abbiamo fatto già 2 assedi a Venezia. L'impero Mogul intanto è stato annientato insieme a Wittenberg, eccola qua. Nuove unità reclutate. Il pirata Barbanera è morto, come potete vedere. Va bene, allora, vediamo che cosa possiamo fare adesso. Abbiamo un esercito di rinforzo qua a Roma. Penso che se lasciamo la città non succede nulla. Quindi vediamo un po' di spostarlo verso nord e dare un aiuto ai nostri uomini. Allora, potenziamo qui un po' tutto. A livello di ricerche stiamo andando avanti. Adesso certo ci lanceremo in queste nuove tecnologie. Per quanto riguarda qui Venezia, potenziamo il palazzo residenziale, l'osservatorio reale e ovviamente anche il consiglio della marina. Ripristiniamo tutto. Le fortificazioni sono a posto. L'esercito piano piano si sta riprendendo. Eccolo qua. Aggiungiamo qualche unità in più all'appello. Benissimo, siamo pronti. E vediamo se possiamo reclutare qualcosa. Per esempio un'altra fanteria. Benissimo, queste unità adesso ci daranno una mano per combattere i ribelli e calmare le acque. Ecco, i nobili già si stanno calmando per l'occupazione straniera. E ovviamente cercheranno adesso tutti un po' di sistemarsi con la nostra nuova forma di governo. Tanto qua guardate che fighe le miniere, le industrie nel sud Italia che funzionano. A Napoli, eccole qua, sono i grandi arsenali per i cannoni. E per quanto riguarda la nostra flotta, vorrei potenziarla con qualche nave in più prima di combattere questa battaglia navale. Allora, passiamo... Eccoci ragazzi, allora, nuova battaglia. Come potete vedere gli ultimi ribelli tentano di darci fastidio. Risolviamo automaticamente la battaglia e cacciamo quindi queste unità dal nostro... Stai scialacquando troppo denaro e ben presto la tua tesoreria sarà priva di fondi. Avete ragione. Infatti ragazzi, mi sa che ho reclutato troppi uomini per tenere sotto controllo queste nuove regioni. Intanto gli austriaci ci hanno occupato il porto di Taranto, come potete vedere. Innanzitutto adesso avevo intenzione di effettuare una bella battaglia navale per calmare un po', per sistemare un po' le nostre finanze. Allora cacciamo fuori dal porto con le nostre unità la flotta veneziana. Hanno anche qualche unità austriaca che potrebbe dargli una mano, come potete vedere. Però le nostre forze forse riescono a
controbattere. Comunque una battaglia siamo in svantaggio. Noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 navi. Loro ne hanno quasi 16, 17, quindi dobbiamo stare attenti. Conoscere la direzione del vento e l'influenza che questa ha sulle tue navi è fondamentale. La grande freccia sulla mappa radar ti mostra il vento dominante e una freccia verde sul reticolo della nave indica la direzione sottovento. Conoscere le diverse velature delle navi che devono eseguire un ordine può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Beh ragazzi, benvenuti nel nostro nuovo scenario. Allora, una freccia verde sul reticolo della nave indica la direzione la direzione sottovento. Eccola qua, vediamo un pochettino. Questa è la freccia principale che ci indica il vento, che va ovviamente, come potete vedere, se non sbaglio, da sud-ovest verso nord-est. Siamo un po' sfortunati perché, appunto, vediamo un po', ma noi ovviamente possiamo metterci... ma com'è? Non abbiamo limiti? Ci deve essere un limite all'interno della mappa. Vediamo un po'. Vediamo, questa è la mappa radar. Ah, ecco, perfetto, non l'avevo visto. Benissimo, allora, stavo pensando, ragazzi, visto che la nostra... ovviamente combattere sottovento è un guaio. Quindi vediamo di metterci in questa posizione. Gli avversari non ho idea da dove arrivino. Quindi metterci magari in questa posizione così troppo allungata potrebbe essere a nostro svantaggio. Io non ho idea gli avversari da dove arrivino. Penso che forse di qua... No, questo sì, forse arriveranno di qua, ragazzi, da questa parte. Quindi arriveranno da quella parte. Vediamo, da quella parte arriveranno. Ma non lo so precisamente. È tanto che non combatto una battaglia su Empire. Quindi vediamo un po' di metterci in una posizione intanto che non ci dia svantaggio. Ecco, mettiamoci per esempio... Mettiamo per esempio il monarca e i vascelli di secondo rango l'una accanto all'altra per dare un po' supporto alla nostra flotta che sta dietro. Ecco, queste sono le navi più potenti della nostra flotta. Eccole qua. Facciamo avanzare adesso pian pianino. Ok, 1, 2, 3. Mettiamo anche i quarti ranghi dietro. Così. Perfetto. Sesto rango sulla destra, che è molto più veloce. Un altro vascello da battaglia lo teniamo qua in mezzo. La fregata da cannoni da 24 libre sulla sinistra. Rimane l'ultimo sesto rango prima del generale, che mettiamo ovviamente dietro. E qui giriamolo ovviamente per essere precisi. Perfetto, aggiungiamo anche questo da questa parte, questo da quest'altra. Il generale ammiraglio in questo caso lo mettiamo qua dietro per cercare di stare un po' più tranquilli. Come palle di cannone utilizzeremmo le prime palle di cannone, che servono esclusivamente per fare danni alla nave. Le palle incatenate bloccano le vele, quindi la possibilità di movimento della nave, e le munizioni ovviamente spezzate servono per distruggere il ponte nemico e tentare abbordaggi. Il pulsante formazioni apre un'interfaccia da cui puoi selezionare. Allora ragazzi, gli avversari... Ah, ci sono pure gli austriaci da quella parte. Voglio vedere un attimino cosa stanno schierando. Allora hanno sesto rango, sesti ranghi che stanno avanzando a tutta forza, quindi ce li hanno tutti i brigantini, che sono piccolissimi rispetto a noi, i traboccoli, gli Indiman. Allora dietro hanno tutte le navi commerciali ovviamente. Stanno procedendo, come potete vedere, secondo una curva ben precisa verso la nostra posizione. Gli austriaci hanno dei brigantini molto lontani. Allora loro combattono quasi sottovento. Noi potremmo sfruttare questa zona e avanzare. Potevo avanzare anch'io in linea retta da quella parte, ma ormai ci siamo messi in questa posizione per cambiare troppo tardi. Però possiamo fare una cosa interessante. Possiamo portare avanti questo vascello di secondo rango per linea da battaglia. Lo possiamo portare un po' più avanti insieme a questo, insieme a quest'altro. Questo lo possiamo lasciare qui insieme a questi di rinforzo dietro. Il generale lo possiamo mettere al posto di questi. Avanzare leggermente, non con tutte le vele spiegate. Possiamo spostarci un po' sulla destra, così, in questa maniera. Benissimo. Benissimo. Vele spiegate qui, vele spiegate qui.
Così. Queste unità le teniamo qua per darci una mano. Il generale getterà l'ancora al più presto. Credo di avere anche più portata di loro, Vediamo di metterci meglio. Vi ricordo che noi abbiamo una potenza di scafo, una struttura dello scafo che è necessariamente superiore a quella nemica. Avanziamo un pelino con questa unità. Là arrivano dei brigantini nemici. Siamo un po' fuori portata, se non sbaglio. Vediamo un po', ma devo prima raggiungere la postazione con tutte le navi. Vele spiegate qui. Questa nave la portiamo. No, questo è il generale. Getta l'ancora. Questo lo portiamo più avanti. Un po' più avanti. Vele aperte al massimo. Ok, dovremmo esserci. Queste due un po' più indietro, scusate. Perfetto, quello che volevo. Sesto rango per linea da battaglia. Il generale dov'è? Ah, meno male, eccolo qua. Vediamo di girarlo da questa parte. Ruotiamo, ragazzi, con una certa rapidità, perché qui abbiamo un sesto rango contro una fregata da 24 libbre che è qualcosa di molto diverso. Cercherà, attenzione, di dare un fuoco diretto contro quest'unità. Forza, non siamo ancora in portata. Non ci credo. Vediamo di aumentare la velocità delle nostre vele. Forza, ragazzi, dobbiamo un attimo muoverci. Vediamo un po'. Qui abbiamo quest'altra nave che sta cercando di muoversi. Il generale spara anche lui. Ed ecco che, come potete vedere, la nostra fregata da 24 libbre sta per girarsi. Ma perché? Dai, giriamoci. Cannoni pronti. Cannoni pronti. Fuoco. A babordo. Colpiti. È partita una cannonata. Una serie di cannoni da... enorme. Vediamo se possiamo metterci. Attenzione, vele. Purtroppo controvento è impossibile navigare. Guardate delle cannonate che stanno partendo. Purtroppo questa fregata qua davanti, nonostante la sua... Purtroppo queste navi un po' si sono andate a impantanare perché sono molto sottovento. Non riescono a essere rapide. Loro hanno un'ottima strategia, però fanno una specie di giro che fanno anche i sushi, ragazzi. Passano tutte le cose e poi ritornano allo stesso punto. Benissimo, continuiamo così. Rientriamo in battaglia, ragazzi. Ecco qua, abbiamo il sesto rango. Lo scafo è stato danneggiato. Scafo danneggiato, non è possibile. Continuiamo così, forza. Stiamo un po' ingarbugliando. Questa nave getta l'ancora, per favore. Non muoverti, resta lì ferma. Non abbiamo la marcia indietro, purtroppo. Noi di qua giriamoci. Questa la giriamo da quella parte. Questa la spostiamo di qua. Maledizione. Attenzione che siamo quasi in portata. Vai. Andiamo così. Gettiamo l'ancora qua. No, sta nave non riesce a svincolarsi. Purtroppo andiamo un pelo avanti con questa. Si sono bloccate queste due. Maledizione. Giriamo di qua. Giriamo dall'altra parte, visto che c'è più vento. Dai, una bella fregata. Questa sta girando per fare qualcosa di diverso. Forza, ragazzi.
Loro hanno un'ottima tattica, ci stanno proprio aggirando. Guardate un po' che bella tattica, ovviamente la flotta veneziana è nominata, ma anche noi non è che siamo. Poi dobbiamo lasciar perdere tutti questi pregiudizi e cercare di dare una smossa un po' a tutto. Vediamo un po'. Noi ci stiamo salvando perché abbiamo uno scafo in ogni nave che è il quadruplo di quello loro. Quindi veramente, che loro ne hanno tante navi che potrebbero darci fastidio, dai. Quanto sto usando questa fregata? Noi ci stiamo un po' bloccando. Maledizione. Guardate, guardate, guardate come ci siamo bloccati noi. Ci stiamo un po' ingarbugliando. Davvero hanno un'ottima strategia. Qua queste tre navi, le più grosse di tutte, si sono un po' bloccate l'una con l'altra. Gira di qua. Giriamo di qua con questa. Ecco, vediamo se riusciamo a svincolarle. Bene, gli abbiamo buttato l'albero maestro a terra. Questa nave. Questo è il generale. Scusate, lo chiamo generale, ma è l'abitudine. No, 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 no. Qua, 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 qua. Se riusciamo ad abbordarla, ragazzi. Wow. Faccio fatica a capire la differenza tra le navi ormai. Questo è un Indiaman armato contro un sesto rango. L'Indiaman armato è molto molto più grande del sesto rango. Il capitano nemico ha ammainato la sua bandiera e si è arreso. Terminata la battaglia, manda un equipaggio di cattura a bordo per prendere possesso della nave. Fino ad allora non si muoverà più e non potrà prendere parte al combattimento. Uno dei tuoi capitani ha rotto la linea e, ignorando i tuoi ordini, si è dato alla fuga. Ma che dici? C'è ancora una possibilità che rammenti il suo dovere, ma se si allontana troppo, il suo vascello non potrà più rivestire alcun ruolo in questa azione. Allora, vediamo di catturare. È esploso qualcosa qui? Che è esploso? Non mi dire. Ah, penso una nave nemica. Spero una nave nemica. Ma si sta avvicinando questa. Portiamo la maledetta. Vieni qua. Della mitragliera che è partita di là. Un incendio purtroppo all'interno del nostro secondo rango. Linea da battaglia, come potete vedere. Faccio fatica a vedere le mie navi. Male, ancora qua. Forza, 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 forza. Gira da questa parte. Gira, 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 gira.
Dai, 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 distruggiamo questa nave. Dai, dai, tutti i cannoni. 41 cannoni pronti. Fuoco. Aia, aia, aia. Attenzione. Dai, 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 continuiamo così. Ai, 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 brutta questa bordata, non ci voleva. Dov'è l'altra navona? Eccola qua. Che questa, giriamola così. Benissimo, 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 benissimo. Navi austriache rompono le scatole. Bellissima, altra bordata. Troppo indietro. Vediamo se possiamo dare una bella botta a questa navetta austriaca. Girati, 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 dai. Abbiamo i cannoni pronti. Dai, dai, troppo veloce. Troppo veloce. Ruota. Ruota. Ti prego. Dai. Niente. Abbiamo sparato? Mi sa sì. Abbiamo sparato. Questo è un Indiaman armato che potremmo, ragazzi, abbordare. Dov'è il generale? Dov'è? Ah, questo. Perfetto, rimani qua, generale mio. Oh, Il morale a bordo di una delle tue navi è pericolosamente basso. Portare vicino l'ammiraglia infonderà nuovo vigore in virtù del suo coraggioso esempio. Dov'è l'ammiraglia? O quantomeno ci penseranno 2 volte prima di fuggire. Ok. Ragazzi, stiamo continuando la battaglia navale. Certamente siamo in difficoltà, però una battaglia bella combattuta. Ecco qua, appunto. Stiamo cercando di dare del nostro meglio. Qua abbiamo questa mini nave che è completamente a pezzi. Il generale, in un modo o nell'altro, passando in queste acque, cerca di diffondere il buon auspicio. Fuoco a manetta da questa parte. Qua abbiamo questo maledetto sesto rango che adesso vediamo di macinare. Possiamo. Oh, qua abbiamo la bordata pronta. Qua abbiamo la bordata pronta. 34 cannoni pronti. Facciamogli vedere chi siamo. Pronti, mirare, fuoco. Benissimo. Continuiamo così, ragazzi. Abbiamo abbordato una buona quantità di navi. Ecco, passiamo qua adesso con questa. Questa deve distruggere questa maledetta austriaca che è qua. No, queste ormai sono quasi a pezzi. Non è che abbiamo 2 eserciti da distruggere. Ecco, l'abbordaggio è andato bene da questa parte. Ah, meno male ci siamo girati. E la nostra fregata non riesce a combattere per bene, quindi adesso vediamo. Adesso lo faccio vedere io. Forza, 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 forza. Un'altra vela in più per avere più rotazione. Dovremmo esserci, vai! No, ma come? Non eravamo in portata, non ci credo. Questa fregata si sta per svincolare. Il generale è ancora vivo ed è importantissimo mandarlo magari lontano per recuperare queste navi. Maledetti. Le fiamme o un colpo fortunato hanno dato fuoco alle polveri stivate nella Santa Barbara di una delle tue navi. La nave è saltata in aria, portando con sé le povere anime dell'equipaggio. Peccato. Guardate questa. Meno male, qua abbiamo ancora. Qua qualcuno sta imbarcando acqua? Sì, probabilmente. Qual è la nave che sta imbarcando acqua? Qual è? Ah, eccola qua, questa ferma da parecchio tempo, ma riparare la stiva in questi momenti è impossibile. Giriamoci. Il generale è ancora vivo? Eccolo qua. Ai, ai, povero generale. Che sono sti vascelli piccolini.
qua. La fregata. Il monarca, eccolo qua. Pronto. Rimetti i tuoi cannoni pronti. Ha perso quasi tutti i cannoni da un lato, Che battaglia, ragazzi, C'è una concentrazione mostruosa. Vediamo un po'. Vai! Apre il fuoco. Ma che è questa cosa? Una galea leggera? Che è una barca a remi? Che sono pescatori qua sopra. Che dovete fare con questa cosa? Che devono fare? Qua ci sono 2 uomini a bordo. Ma dai. No, no, no. Dov'è il generale? Eccolo qua. Ragazzi, attenzione al generale. Vai! Gira, 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 gira di qua. Mamma mia. Ragazzi, se il generale va via siamo finiti, come al solito. No, 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 no. No! Generale, no! Non voglio perdere adesso che ho distrutto tutta la flotta nemica. Generale, no. Il generale, no. Mettiamole. Dove sono qua? No, il generale se ne sta andando, ecco. Maledetto, maledetto questo generale. Vai. Quanti cannoni? 8 cannoni abbiamo da un lato. Una nave, ragazzi, con 86 cannoni in un lato ha 8 cannoni. Ma vi rendete conto? Qui ne ha 16. Quindi la potenza di fuoco è estremamente ridotta. Adesso stiamo combattendo noi con gli austriaci, perché i veneziani li abbiamo ormai fatti a pezzi. L'unica speranza per distruggerli sono gli abbordaggi. Quindi abbordiamo queste navi. Abbordiamo questa nave, prendila. Prendila, prendila, prendila. Tira, tira un arpione, tira un arpione. Ce l'abbiamo fatta. L'unica speranza, ragazzi, per finire queste navi è l'abbordaggio, perché non abbiamo altri modi. Abbiamo i cannoni completamente distrutti. Avviciniamoci a questa. Vai. Oh, scafo danneggiato. Benissimo. Continuiamo così. Il generale sta tornando, meno male. Ha capito qual è la giusta via. Allora, lasciamo perdere l'abbordaggio di qua. Giriamoci. Bene, 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 bene. Questa nave sta per esplodere. È un traboccolo Indiaman inutile. Possiamo portare con i nostri 58 uomini. Ok. Vediamo un po'. Vediamo. Cannoni, 6 cannoni. Ma dai, 6 cannoni ce l'ha questa. Come facciamo ad avere 6 cannoni? Oh, lei da un'altra parte però c'è tutto quello che ci serviva. Dai, 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 dai. Fuoco. Ah, stiamo abbandonando la nave, purtroppo. Allora, qua il generale sta tornando in battaglia. E ragazzi, una battaglia navale molto complessa, perché avete visto l'entità, anzi il numero delle navi nemiche. Qua stiamo conquistando quest'ultima nave. Queste sono, penso, arrese. Arresi, benissimo. Quindi gli austriaci stanno combattendo ancora. Questi traditori che hanno una grande stima di noi, ma come potete vedere ci stanno dando del filo da torcere, perché hanno queste stupide navi così piccole e così veloci che tentano appunto di darci fastidio. Ecco, la barca a remi qua, i pescatori sono stati affondati. Adesso rimane l'ultimo brigantino che ha un morale a pezzi. Tutte le nostre navi, questi sono arresi. Vediamo qua, questi sono arresi. Gli ultimi sono questi, che tra poco si arrenderanno anche loro. E possiamo concentrare tutta la nostra flotta su questi. Vele alzate, vento a favore. Purtroppo c'è questa imbarcazione che sta imbarcando acqua, come potete vedere è leggermente inclinata verso in avanti. Potete vedere anche questa, ovviamente la fregata da cannone da 24 libbre un po' distrutta. Potete vedere che è uno scafo leggermente danneggiato. Qua abbiamo 121 uomini, loro ne hanno 61, ma sono in leggero vantaggio. Non ci credo.
questo rango che dà fastidio al monarca. Ma dai, non ridiamo. I nostri uomini che scendono. Dai, è impossibile che perdete questa battaglia. Dai, siete 120 contro... Sei il doppio. Tanto andiamo avanti da questa parte, perché qua abbiamo questo brigantino che... La nostra, ecco qua, fregato da 24 libbre. Forza. Giriamoci. Pronti al fuoco. Queste belle 24 libbre, facciamole sentire. Benissimo, l'abbiamo colpita e gli abbiamo danneggiato pure lo scafo. Ci siamo? Quanti cannoni abbiamo qua? 27 cannoni pronti. Vai. Benissimo. Quanti ne abbiamo qua? 22 pronti dall'altro lato. Qua abbiamo secondo rango. Palle incatenate. Tiriamo delle palle incatenate per bloccare questa maledetta nave. Vai. Olè. Palle incatenate pure noi. Blocchiamola. È l'unico modo. Spacchiamogli le vele, così non la facciamo muovere più. L'unico vantaggio è la velocità. E adesso ve la faccio vedere io la velocità. Abbiamo vinto, ragazzi. Battaglia, vittoria decisiva. Ed eravamo anche in inferiorità. Ci abbiamo messo 10 anni, però vittoria meritata. Spero che vi sia piaciuta questa battaglia navale. Vittoria. Abbiamo schierato 9. Ecco, loro avevano il doppio delle nostre unità. Ne abbiamo distrutte 13, come potete vedere. Sono molto contento di aver catturato queste navi. Un bottino di 2080 monete. E la flotta veneziana, come potete vedere, è affondata. Signore. E ci siamo liberati della fazione di Venezia. Come potete vedere, abbiamo preso il loro porto. Siamo un po' indietro con i pagamenti alle unità, ma adesso, eliminando qualche fanteria di linea, soprattutto queste qua con Jeddah, un'altra ancora. Ecco, dovremmo esserci. Siamo ritornati in positivo con il bilancio. Ebbene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo riusciti a fare una bella battaglia navale. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao!